io pensavo che da solo poteva pigliare più coraggio, invece appena la viro, chiamala, va. Come si dice? Chiama... Ma chiamo sangue nella testa, ma come te lo devo dire? Poi voglio parare, non mi fa parare mai. Ora non ci dico tutto a posto. Ora ci dico... Ciao Lori. Buonasera. Tutto a posto? I tempi sono cambiati. Mi scappavo. Gli uomini di una volta non ci sono più. Certo che quest'anno e mezzo ci ha cambiato veramente, ci ha stravolto la vita. Cioè non è possibile, dicono che tutto presto passerà. Passerà, vero? Ma quando? Ma qualcosa rimarrà. Uscando. Vero. Ormai siamo tutti scandati a prescindere. Tu che ne so, ti accendi la televisione e te scandi. Vero. Esci, vedi un gruppetto di persone tutte insieme e te scandi. Passi davanti allo specchio e te scandi. Ti chiamo Mattia, io mi Cioè, scando. viviamo con la paura, non è possibile. Anche perché l'autostima veramente l'abbiamo buttata sotto i piedi. Perché in quell'anno e mezzo che eravamo tutti quanti chiusi a casa, che facevi? Dicevi, che faccio? Mi faccio i capelli? No, tanto nessuno mi guarda. Mi trucco? No, tanto nessuno mi vuole. Che faccio? Mi lavo? No, tanto non mi assicuta. Ed eravamo così, tutti, proprio lasciati andare. Però poi ti ricordi che hai ordinato la cena online e te citofonano. Dici tanto che mi interessa, ci apro così come mi trovo, perché tanto sarà il solito 25enne con l'apparecchio da caduto a 2000, rava a volte, invece che cosa mi sono trovata davanti? Ui. Razzo de canna, mescato con Raul Bova, un carusazzo di 1,80 m e di fronte aveva a me, che era mezzo leotro, ricatania e mezzo maggioglio, che capite pare che mi aveva pigliato a tumbolati. Chi appena mi ha visto combinato in quella maniera, lascia un po' lungo scali e scappa. Io disse no, non me lo posso fare scappare, mi mise a correre, mentre ci apro la porta, mentre io stavo per aprire la porta, mi acciuccai, mi pettinai, ci disse aspetta! Ci disse non è il caso di fare così, è tanto tempo che non vedo uomini, aspetta che mi sistemo, vuoi cenare con me? Ci mangiamo il pollo insieme? Che ci disse? E lui mi ha sorriso, però nel dire pollo la saliva un poco di traverso. Lo sai dove ti è andata? Do Cannarozzo Fausto. Bravo, due Cannarozzi. Io feci un coppio di tusse. Che tu come senti un coppio di tusse, che hanno andato un motorino così. È stata la saliva, e per colpa della saliva questo non saliva. Ma siamo troppo presi di paura. Ce la dobbiamo fare passare questa paura, non è possibile. Perché il vaccino per la paura non l'hanno inventato, quindi ci dobbiamo impegnare, ci dobbiamo vestire di allegria, dobbiamo indossare il sorriso più bello che abbiamo. Giusto. Certo, e dobbiamo affrontare la vita diversamente, così, con ottimismo. E siccome io stasera mi sento ottimista, proprio mi sento bella, truccata, tutta predisposta, mi mangio un pollo. Arrivederci. Said, allora fai una cosa, vedo se hanno un vaccino per farla parare più picca e poi c'è il negozio che vende ottimismo? Accattali il trittire di ottimismo, accattali, non badare a spese, capace che marinesci. Sinistra! Attenti! Caspita, come casello, vai! Attenti, munci playa! Munci playa! Mi sta venendo! Graziatomi qualche cosa, mi viene a mia, tu mi fai pigliare qualche... Ma a te ti viene qualche cosa, no a me? Stai telefonando al dietologo perché non ti sopporto più con questa dieta che ti hanno dato, non ti sopporto più! Un dietologo qui era, io un tifo, la dieta mi tu. La fame la faccio io. Dottore, buongiorno. La signora Peppinella sono, sì. Che deve andare in Sicilia, sì. Dottore, che dobbiamo fare con mio marito? Non funziona sta dieta, non funziona. Dottore, chi si sta mangiando in donna caremora? Un salvaggio. Pasta niente, pane niente, zucchero niente. L'olio, ma dottore scusate, ma l'ostia a chiesa ce la posso fare pigliare? Manco fisso. Dottore, ma scusate, io se muore, le scemonzioni ce la posso fare dare? Senza voglio, magari chissà, senza voglio, ma ho detto senza trema, senza voglio, magari chissà, senza voglio, non ce la posso dare, senza voglio. Benvenuti a Q disse, il piacere della scoperta. Oggi parliamo della lingua siciliana, ovvero la lingua che non è un dialetto. Q disse per la prima volta la parola atturrare. Non lo sappiamo, ma sappiamo che anche per Silvio Berlusconi, guardando Mastrota, che fa da anni sempre la stessa pubblicità sui materassi, un giorno disse a sua moglie: ma questo per forza ci deve atturrare.
Che vuol dire atturrare? Atturrare è tutto ciò che provoca disturbo con particolare aggravio. Ci sono 3 livelli di atturrare: atturrare, vunciare e scassare. Come li distinguiamo? Facciamo degli esempi non aderenti alla realtà per rimanere politicamente corretti. Un amico che ti invita al matrimonio e vuole prestata la macchina, ce la sta atturrando. Un amico che ti invita al matrimonio, vuole prestata la macchina e si sposa il 18 di agosto, ce la sta avvunciando. Ma un amico che ti invita al matrimonio, vuole prestata la macchina, si sposa il 18 agosto e vuole comprate le fedi nuziali, ci sta scassando la Come spesso accade, il termine viene sostituito con locuzioni italiane che però stentano a fornire la stessa forza del termine siculo. Volendo fare una sorta di traduzione, potremmo sostituire la parola atturrare con la parola tostare. Ma immagina se durante un volo sull'aereo il tizio seduto accanto a te parla di continuo e tu dici: scusi, ce la sta tostando. E nessuno mai smetterebbe di parlare per il semplice fatto che non capirebbe il senso. Ma se tu dici: oh, ce la stai attorrando, se non la smetti di parlare ti butto dall'aereo, ecco che il tizio smette di parlare e chiede un secondo paracadute. E come si direbbe in inglese la parola atturrare? Forse to break? Forse to toast? Non abbiamo fonti certe, ma sembra che anche sul transatlantico britannico del film Titanic, Jack, infastidito dal continuo tentennamento di Rose, nella versione originale dice: ti fidi di me? Allora non ce l'atturrare. Per far capire l'importanza del termine possiamo citare anche importanti avvenimenti storici. Pare infatti che quando Leonardo da Vinci dipinge la Monna Lisa, le chiede continuamente di sorridere e lei a un certo punto dice: Leonardo caro, ora ce la stai atturrando. Quindi, come disse per la prima volta la parola atturrare? Non lo sappiamo, ma sappiamo che anche se è un termine antico è molto usato ancora ai giorni nostri. Infatti, quando su WhatsApp arrivano note vocali molto lunghe, possiamo certamente dire: oh, ancora ci deve atturrare. Buonanotte e alla prossima puntata di Q disse, il piacere della scoperta. Anzi, dopo questi bei discorsi che abbiamo fatto, ora dobbiamo fare lo sponsor. Lo sponsor? Ah, scusa, che fai? Lo spo- Non il- mi ripigliare le dita. Il sponsor. Il no? sponsor. Non mi correggi le Lo domande. sponsor. Lo sponsor. E come si dice? Cioè, perché io praticando con te ho perso l'italiano. Facciamo Dov'è? così, facciamo un sponsor, va bene? No, io non te lo permetto di dire perché, Allora, come si dice? perché gli sponsor devono pagare gli e quindi lo, maschile. Allora, uglillo, va bene? Va bene. Facciamo sponsor. Sponsor, va bene? Allora, vai. ci siamo? Ci siamo. Hai il naso che ti cola a uso fontana? Il tuo naso sembra la fontana di Trevi, ubicata a Roma, costruita nel 1000, non lo so. Ma perché la fontana di Trevi? Scusa, abbiamo la nostra bella acqua e lenzuola a Catania? Ma che c'entra, zio, per fare un National Geographic, capito? Nazionale. Sì, ma fai il National Piscaria che viene meglio, no? Vabbè. Hai il naso che ti cola a uso fontana Acqua e lenzuolo? Bravo. Ok, suona meglio. Acqua e Vediamo a farlo lenzuolo. tu. Acqua e lenzuolo? Acqua e lenzuolo? Hai il naso che ti cola a uso l'acqua e lenzuolo? Hai l'acqua che ti cola tipo acqua e lenzuolo? A uso, no, a uso. A vai. uso, ancora io. A uso acqua e vuol dire lenzuolo. attivo, va. Attivo. Come se. Va. Sì. Ma tu non mi puoi però imbastardire così, zio, perché già qua stiamo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo vai. avanti. Poi. Hai il naso che ti cula a uso quando stai munnando una cipolla? Hai comprato le cipolle al mercato per fare la cipollina, allora devi comprare la pasta sfoglia. Io ti consiglio di farla a casa, però se vuoi comprarla invece già pronta, Ma va scusa, bene chi così. sta Poi fai battendo? la salsa, la condisci un po' di sale, olio, pepe, la cipolla e buonissima. Puoi mettere unità studi. Sì, io- Allora, le mie perché abilità- sei partita dalla spesa? Ti ho detto, hai il naso che ti cola a uso quando stai munnando una cipolla? Munnare, voce del verbo mondare? mondare, ma quello è un altro. Mondere. Mordere? No, morde, come si dice quando prendi le cipolle e la mondi? Che Sbucciare, sbucciare. Sbucciare, qualcosa- scuzzare, sminitiare, come si dice? Va bene, comunque devi levare la scoccia della cipolla. Della cipolla? Vedi, ormai Oh. parlo come Ci siamo? Ci siamo, Ti zio. dico l'altra che è pazzesca. Va bene. Hai
hai il naso induppato, tipo che hai il cemento amato e arrunfi a tipo che si insirracco che sta serrando un ballo di 8 in un capannone del librino? Allora, Questo è difficile. No, ce l'ho questa. Nel tuo naso si è costituita una mucosa tale per la quale è impossibile che l'aria acceda dal tuo naso, dalle narici, nel tuo organismo per poi prendere parte alla respirazione interna e esterna, quindi arrivare agli alveoli polmonari, rilasciare l'anidride carbonica e prelevare... Ma che mangi, enciclopedia? Va bene, va. Hai il naso induppato, uso che hai il cemento amato e hai l'azzaro dentro? Chi è L'acciaio, azzaro. Hai l'acciaio nel naso? E non respiri? E non respiri? E non manca così che non basta manco l'aria? E devo fare meno che non basta l'aria? Non basta l'aria? No, non basta l'aria. Spruzzo presenta azzarina. No. Lo spray, come? No, vedi, allora quando le zie dicono che tu preferisci la ziarina e la zia rosa, hanno ragione, azzarina. Che c'entra, l'azzarina? Si chiama azzarina, ma è una divaricazione, un divaricamento di uno spray. Cioè, derivato? Derivante? Questo vuoi dire? Che viene? Etimologicamente derivato da, si dice. Ah? No, Derivante? No. O derivante o di ponenti, sembri un spray per naso. Spray per il naso. Azzarina, basta uno spruzzo soltanto e il tuo naso si libera ampiamente, non lo so, io me ne sto perché... E il naso ti si scattiva tutto quanto da un lato e dall'altro e puoi finalmente respirare. Basta uno spruzzo e poi vai. No, io Vai, respiro prova. benissimo. Prova, Guarda, devi provare. guarda, zio, respiro benissimo, non mi serve. A uso poco? Dai. Respira, se no non puoi dormire. Che fai? Un bravo sponsor, spruzza. bene, prova. Fai uno spruzzo di qua, vai. 1 e 2. No, non respirare troppo forte, non Zio, ti esci. mi Non tagliare, zio, non respiro da- benissimo. Sì, Wow! Leviamo dalla testa, maronna, dopo tu. Troppo- Azzarina, lo spray nasale che non devi usare mai. Ma che specchio hai? Mamma, meno male, guarda, mamma, guarda, siamo arrivati a un momento che siamo completamente tutti esauriti, non solo noi, tutti esauriti con questa pandemia. Appena finisce questa pandemia, mammina cara, la prima cosa che dobbiamo farci è una crociera, noi due soli, io e te da soli! E va bene, Anata, che una salute tutto così facciamo. Piuttosto io stanotte non ho potuto dormire. Che fu, ti sentiste male un'altra volta? Tu o che giorno, a notte ti senti male e non morisci, o che giorno ti trovo molto stecchita? Che c'è la madre? Fuori di ognuno, ma chi è? Non la dire queste cose. Tutti i notti mangi su male, tutti i notti mangi su male, tutti i notti ti senti male. Non diresti mi sento male, diresti non ho potuto dormire. Perché pensavo a Luca Rosso, che è un bravo ragazzo, Fede, che è un bravissimo ragazzo educato, esemplare. Ha fatto bene che si lavava a ucca cucchino da caccirissi che sapeva un figlio gay o piava andofono. Ma perché non si piava io con tutta la razza? Che modo è? Ma che giocare con io, come ti picchi tutte le cose? Mi piace quando fai così, mi piace. Intanto non si chiama Fede, come dici tu, Fede Chiranello, si chiama Fedez, oppure lo può chiamare Federico, così si chiama Federico. Ma lui tutto sociale che successe per il fatto che lui difende la DDL Zan. Amacci, sembri femmini però. E chi è Amacci? Che una cuglioruto, niente, sempre con questi zanni. I vini, mi tagliassi i vini, di notte a notte mi tagliassi. Ma che cosa c'entra? DDL Zan è una nuova legge, si stanno cercando di approvare questa legge contro la transfobia, cioè se tu ti ammazzi una coppa, tu vieni processato penalmente. C'è sta cosa, magari io voglio fare parte di sta cosa. Io fai parte di ciò che vuoi. Di oggi in poi e per sempre sarò una zanna. C'è stato sempre Zanna. Zanna c'è stato sempre, non c'è bisogno che ci addiventi. Zanna c'è stato sempre. Piuttosto.
Stai pensando a un'altra Che cosa? cosa sta pensando? Ma perché non ti metti a fare un cantante come a Fede? Che cosa vuoi? Che l'aria sta qua? Davvero, ma perché ne hai lette queste bambole? Perché buonanima mi parte ma la stavo, parte come qualche numero. Vero, è una bambolina che fa no, 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 Oh, no. hai visto che hai l'ispirazione di cantare? Perché non canti come a Fede? Ah, vi sa cantare come a Fedez? Certo. Certo che devo cantare come Fedez. bravo. Ma forse tu dimentichi tutto. Ora ti rinfresco la memoria.